la percezione si diffonde certamente con le grandi comunicazioni che facciamo, ma soprattutto se i giovani se la prendono in carico, se si sentono addosso quella maglietta che fa vestire all'Italia la portabandiera degli sport invernali e delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Il successo delle Olimpiadi 2026 dipenderà dal grado di coinvolgimento delle nuove generazioni. Proprio per questo Regione e Camera di Commercio guardano la 3 giorni che dall'8 al 10 giugno porterà a Treviso, Belluno e ovviamente Cortina migliaia di giovani per una serie di workshop, eventi, mostre a tema olimpico. Generazione 2026, il titolo del progetto giunto alla sua seconda edizione, oltre 10.000 gli studenti coinvolti sul territorio regionale, una sfida sportiva, culturale ma anche lavorativa fatta di opportunità concrete. Sono nuove professionalità, questo serve a avvicinare i giovani al mondo del lavoro, al mondo della produzione. Siamo un territorio dove abbiamo tantissimi distretti, dall'agroalimentare allo sport assisting, alla meccanica, eccetera. Però questi giovani bisogna farli assaporare il valore dell'impresa, come si produce un prodotto, qual è il valore del prodotto, in un contesto come quello nostro dove abbiamo delle bellezze che tutti ci invidiano, dalle Dolomiti alle colline del Prosecco, alle ville venete, potremmo continuare. Avremo la necessità di avere tanti volontari che potranno fare questa bella esperienza. Io immaginerei anche veramente un premio, nel senso che quell'evento, partecipare a quegli eventi dovrebbe essere un premio per un buon lavoro fatto, ed è per questo che stiamo facendo sì che nelle scuole ci sia questa consapevolezza molto diffusa. L'Italia ha questa opportunità nella sua storia, dopo Cortina, Roma e Torino, quindi o la va o la spacca, bisogna buttarsi tutti con entusiasmo e i tempi sono stretti, ricordatevi che il 6 febbraio 2026 è domani.